Le attività investigative avviate lo scorso settembre hanno permesso di accertare che i fanghi provenienti dall'attività di dragaggio del porto di Trapani, trasportati a Porto Empedocle tramite 2 draghi all'interno dell'impianto di sediment washing di una società capogruppo aggiudicataria dei lavori, non subivano, se non in minima parte, nessun trattamento prima dello stoccaggio e il successivo conferimento in una discarica di Agrigento. L'operazione, denominata Dirt Mud, è stata condotta dal personale militare della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, in seguito a una mirata attività di indagini in materia ambientale nell'ambito dei lavori di dragaggio dell'avamporto dell'area di ponente dello sporgente Ronciglio del porto di Trapani. L'attività condotta dalla Guardia Costiera, svolta oltre i confini provinciali e regionali, ha interessato le regioni del Lazio e della Campania ed è stata finalizzata ad accertare le regolarità dell'attività delle procedure connesse alle operazioni di dragaggio, quali il trasporto dei fanghi, il trattamento, il conferimento, lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti. Nello specifico, i lavori procedevano l'installazione sul molo di Levante di Porto Empedocle di un impianto mobile di lavaggio dei fanghi sollevati dal fondo denominato sediment washing, dedicato al trattamento dei fanghi nel porto di Trapani provenienti dall'attività di dragaggio, nonché l'utilizzo di un'area demaniale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti trattati ubicate in località Caos del comune empedoclino. Alla luce delle circostanze rilevate nella sede di indagini, i militari del comune di Porto Empedocle, della Guardia Costiera, hanno proceduto al sequestro dell'impianto di lavaggio nonché dell'area di deposito temporaneo dei fanghi di dragaggio della località Caos per una superficie complessiva di 60.000 metri quadrati in un demanio marittimo con all'interno un'ingente quantità di rifiuti speciali. Tutti i soggetti che a vero titolo si sono resi responsabili delle condotte ritenute illecite sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per frode nell'esecuzione di contratto di appalto di lavori pubblici con l'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale, con un importo di lavori di circa 59.000 euro, al fine di garantirsi un ingiusto profitto dato dal mancato trattamento dei rifiuti fangosi e di aver effettuato un'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, realizzando in tale modo una discarica non autorizzata in mancanza della prescritta autorizzazione. Da ultimo, nell'ambito dello stesso procedimento, le incessanti attività di indagine hanno consentito di accertare anche l'esistenza di una discarica illegittimamente realizzata su un appezzamento del terreno del comune di Agrigento, all'interno del quale, oltre alla presenza di rifiuti speciali, è stata rinvenuta una gran quantità di rifiuti fangosi. Per tale ragione l'area, con un'estensione di circa 10.000 m2, è stata posta sotto sequestro perché illecitamente utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché per l'illecita miscelazione degli stessi.